Bene, un benvenuto a tutti, scusate il qualche minuto di ritardo. Un ringraziamento speciale a Confcommercio e Ascom di Padova e in special modo ad Ali Associazioni Librarie Ascom di Padova che ha scelto assieme a tutti i sostenitori del premio Memo Geremia Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti, per la cerimonia odierna con cui si premia lo scrivere di sport invitando alla lettura, disciplina questa che non è così diffusa come invece dovrebbe essere, e così facendo ricordare una figura singolare, un grande atleta, un dirigente sportivo, un vero educatore. Un grazie a tutti i colleghi presenti, permettetemi parto dall'assessore Marcato che è anche ben visibile come sempre, ma vedo i capigruppo, gli amici, il presidente della sesta e prima commissione consigliere, quindi veramente un grazie per questa partecipazione dei colleghi che non è sempre così scontata. Educare etimologicamente significa condurre fuori, portar fuori, tirar fuori, quasi un prendere per mano e guidare verso nuove mete i meno esperti. L'educazione è l'insegnamento che forgia e foggia di sapore ottocentesco. L'educazione trae dalla persona ciò che ha da sviluppare di autentico e di proprio. Se voglio educare qualcuno, devo ascoltarlo per capire cosa poter tirar fuori da lui. È una relazione, una strada da fare assieme. Memo Geremia seppe condurre con sé ed educare decine e decine non solo di giovani, ma anche di imprenditori, liberi professionisti, appassionati, coinvolgendoli, cioè rendendoli protagonisti di un progetto che seppe cogliere lo spirito dei tempi. Nel tramonto di quelli che erano stati gli spazi della tradizionale formazione sportiva, gli oratori, mentre non era ancora decollato lo sport nella scuola, Memo Geremia dette una risposta concreta alla domanda di sport praticato. Fu un leader in campo, un team builder che come si direbbe oggi, nella vita. Fu eccezionale nella capacità di coinvolgimento, ma nello stesso tempo egli rappresentò quelle centinaia e centinaia di persone che permettono la sopravvivenza di tante discipline sportive nelle quali trovano spazio raggiungendo anche importanti traguardi internazionali i nostri giovani. Non c'è solo il calcio con allenatori che da soli costano nell'anno più dell'intero corpo orchestrale della Fenice. Ci sono migliaia e migliaia di praticanti e dilettanti che ogni settimana scendono in campo nel nome dello sport. Era a costoro che Memo Geremia appunto pensava innanzitutto. Ricordarlo significa rendere omaggio allo sport, rendere omaggio all'educatore che, e non sembri appunto allora strano se questo omaggio viene reso attraverso un premio letterario. Non si pensi che la letteratura sportiva sia di serie B. Non sono di serie B appunto il Cileno Bolano con la pista di ghiaccio, oppure Margherita Hack con la mia vita in bicicletta, o il grande Murakami con l'arte di correre, per non parlare di Arbasio, Saba o Gianni Brera, per restare nel nostro Veneto, Aldino Buzzati del Giro d'Italia con i suoi straordinari articoli scritti per il Corriere della Sera raccolti da Mondadori. Sport e letteratura sono un bel binomio e io ringrazio i promotori di questo premio, gli sponsor che ne permettono la perfetta riuscita e quanti si adoperano perché questo evento appunto importante e importante anche perché è dedicato a un uomo la cui lezione di vita è ancora viva oggi. Quindi veramente grazie per la vostra presenza. Chiamo in ordine chi interverrà: Nicola Pettenuzzo, consigliere provincia di Padova, e Diego Bonavina, assessore del comune di Padova. Gli invito già a... Bonavina non è arrivato? Peccato. Nicola? Prego. Funziona, sì. Sì. Beh, innanzitutto è un piacere e un onore essere qui oggi e porto i saluti del Presidente Giordani e di tutta la provincia di Padova, perché in queste circostanze è davvero doveroso far sentire quanto la provincia e quanto le istituzioni siano vicine a questi importantissimi premi, a questi importantissimi riconoscimenti. Si parla di sport, si parla di
di persone che si sono contraddistinte in questa importantissima attività, e si parla soprattutto di messaggi forti, chiari ed fortemente educativi, come diceva poc'anzi il nostro Presidente del Consiglio regionale. Quindi è un premio sicuramente molto importante, che negli anni ha saputo dare visibilità e spessore a tutta la letteratura sportiva, laddove si era iniziato con una considerazione sicuramente un po' leggera, passatemi il termine, di quello che è la letteratura sportiva. Via via nel tempo ci siamo accorti che attraverso questa letteratura forti sono i messaggi che arrivano anche ai nostri giovani. E in questo momento storico particolarmente difficile e con dinamiche sociali molto complesse, più che mai questa letteratura può essere un elemento di forza in questo percorso di crescita che i nostri giovani stanno affrontando. E proprio il principio dell'educazione, come diceva poc'anzi il Presidente, riusciremo anche attraverso questi bellissimi libri, questi bellissimi testi, tirar fuori da loro il meglio per un futuro che devono costruire anche sulla base delle fatiche, delle sfide e del senso di rispetto anche all'interno di una competizione che lo sport riesce a insegnare. Un aspetto molto importante questo, un aspetto che ci vede anche noi uomini e rappresentanti delle istituzioni fortemente impegnati in questo percorso, perché il rispetto è fondamentale per costruire una nuova classe dirigente, ma anche una società che vada nella direzione di ricostruire comunità, ricostruire solidarietà, ricostruire, come dicevo prima, quella importante parola che tanto si usa adesso, ma che ancora è difficile da raggiungere nel pieno del suo significato, cioè comunità. Io mi fermo qui, ringrazio il Presidente, ringrazio coloro i quali saranno impegnati in questa difficile scelta, perché come ho sentito le opere sono bellissime e tutte importantissime, quindi auguro a loro un buon lavoro, rinnovo il mio saluto come delegato della provincia e lascio spazio al prossimo relatore. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Pettenuzzo. Io vado con un ordine che ho qui scritto, spero di non fare altri buchi. Come Presidente posso È molto aiutarle? meglio, è molto meglio, anzi la invito a condurre, quindi io mi accomodo lì e ascolto. Io sono Giuseppe Zerbetto, sono il responsabile della comunicazione dell'Ascom Confcommercio di Padova e inviterei l'assessore Roberto Marcato per un saluto. In realtà aveva già parlato e molto bene il Presidente Ciambetti per la Regione, ma insomma, visto che ci sono, porto con gran piacere il saluto a tutti voi del Presidente Zaia e della Giunta regionale. Io conosco il premio, lo conosco benissimo perché partecipo da anni e devo dire che è non solo un evento di qualità, di spessore, ma anche molto sentito nella città di Padova, nella provincia, nel nostro territorio. E quindi desidero davvero ringraziare Patrizio Bertin e attraverso di lui tutti donne e uomini che lavorano per la realizzazione di questo importante evento. Sull'importanza del premio in sé è già stato detto tutto. Oggi tra l'altro in Veneto c'è il primo giorno di scuola e quindi insomma si è parlato di educazione. Credo che la presentazione oggi, la conferenza stampa oggi di questo premio sia davvero importante, visto anche che si comincia oggi ad andare a scuola e tutti noi ricordiamo con grande nostalgia quei giorni straordinari. Quindi al premio auguro un grosso in bocca al lupo, una durata eterna e a tutti gli organizzatori un ringraziamento davvero particolare. Grazie. Grazie all'assessore Marcato. Completiamo il quadro delle istituzioni con Luca Montagnini, in rappresentanza della Camera di Commercio di Padova. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del nostro Presidente Antonio Santocono. E proprio giunto quest'anno alla 9ª edizione, il premio letterario sportivo è nato nel 2014 con lo scopo proprio di diffondere e valorizzare gli ideali e la cultura legate allo sport,
promuovere la letteratura e fondare i principi di passione e sportività improntati proprio all'esempio nobile di Memo Geremia, grande esponente del mondo dello sport padovano del Novecento, oltre che grande figura di uomo. Questo premio costituisce un appuntamento istituzionale di grande importanza ed emozione per il nostro territorio e la nostra economia. Per questo, a nome dell'amministrazione camerale e del presidente Santocono, ringrazio Ascom Confcommercio di Padova per aver istituito e creduto proprio in questo premio. La Camera di Commercio di Padova concede patrocinio al premio con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra economia, sviluppo del territorio e cultura, esaltando proprio le migliori narrazioni di impresa, del lavoro e dello sport. A livello istituzionale siamo quotidianamente impegnati per dare supporto e impulso all'economia, alla crescita e allo sviluppo proprio sociale e civile. E con questo premio, che vede proprio la Camera di Commercio di Padova quale ente patrocinatore, ci concediamo veramente un momento prezioso per fermarci ed applaudire chi ha faticato, spesso silenziosamente, per far progredire questo territorio anche a livello sportivo e culturale. E anche attraverso figure carismatiche del mondo dello sport e della letteratura che si può fare impresa, creando allo stesso tempo sviluppo e occupazione con lungimiranza e senso innovativo. La cultura è fondamentale per la nostra antropologia produttiva veneta. È così che le nostre imprese hanno saputo creare cose belle che piacciono al mondo all'ombra dei campanili. Lo spiega bene anche l'ultimo rapporto Io sono cultura, nella Fondazione Simbola e Union Camere, per comprendere le radici della forza del nostro manufatturiero Made in Italy. E del nostro export dobbiamo proprio imparare a valorizzare gli aspetti culturali che stanno alla loro base. Io aggiungo un ringraziamento a Patrizio Bertì, presidente dell'ASCOM, come presidente di CNA di Padova e Rovigo, per questo grande premio, questo proseguimento che si fa nel territorio proprio per unire insieme commercio, imprese e cultura. Questo è quello che noi cerchiamo di portare nel territorio, di far sì che il nostro territorio possa crescere lavorando insieme con tutte quante le imprese e insieme con la politica. Grazie. Grazie Montanin. Ci addentriamo adesso nello specifico del premio, per cui avendo anche qua 3 postazioni direi che Patrizio Bertì, Silvia Dell'Uomo e Rossano Galtarossa di prendere posizione. È una questione, insomma, una donna in mezzo. Presidente Bertì, a lei l'avvio. Grazie. Io devo ringraziare tutti i partecipanti, devo ringraziare il Presidente Ciambetti che ci ha accolto con molta soddisfazione, ma devo ringraziare soprattutto tutti i consiglieri regionali. Adesso noi abbiamo presentato il premio Memo Geremia, l'abbiamo presentato in Regione, dopo averlo presentato al Senato della Repubblica, e l'anno prima siamo stati a Cortina come, diciamo, capitale dei Giochi Olimpici 2026. È un percorso che abbiamo fatto con molta tenacia, con molta voglia di far crescere questo premio. Siamo arrivati alla 9ª edizione, che non è poco. Adesso cominciamo a crederci anche noi, cominciamo a crederci seriamente. È partita così, insomma, no? Dai nostri librai, che sempre e comunque avevano fatto un percorso su un premio letterario, ma quando abbiamo pensato e individuato Memo Geremia come persona di spicco, come persona di cultura sportiva, come grande educatore, come una persona da prendere esempio, e l'abbiamo preso e messo proprio a titolo del nostro premio, io dico che abbiamo fatto veramente una grande cosa per la nostra Padova, per la nostra cultura e per il nostro sport, perché educare, oggi vediamo, insomma, lo sport ne sentiamo di tutti i colori. Oggi educare anche in questo senso, diciamo, il mondo sportivo sarebbe qualcosa di importante, di rilevante. Il premio letterario Memo Geremia, sportivo Memo Geremia, è un premio che a noi ha sempre dato grande soddisfazione. Ringrazio Gian Pietro Geremia per la sua partecipazione, per sempre la sua presenza, e perché ci ha concesso anche di usare, diciamo, il papà come titolo e simbolo dello sport. Però adesso è un premio che si presta ad arrivare ai 10 anni. 10 anni è un premio, insomma, un bel traguardo, un traguardo che va
veramente vissuto con l'impegno che merita questo premio. Noi abbiamo l'ambizione di portare il premio Memo Geremia a livello nazionale, farlo conoscere al pubblico, farlo conoscere anche attraverso i nostri media, attraverso il nostro lavoro, attraverso il nostro anche sacrificio, perché ricordo a tutti che il premio letterario sportivo Memo Geremia, e ringrazio tutte le case editrici che ci forniscono i libri, 60 libri da leggere, e noi li leggiamo tutti, perché il nostro giudizio viene dato con massima serietà. E quindi è un premio che noi ci teniamo particolarmente a valorizzarlo. Non è istituire un premio e dopo dire dai, chi premiamo? Il personaggio che è più famoso, il personaggio. No, noi premiamo la letteratura sportiva. E questo è il nostro grande impegno, è questo quello che ci siamo prefissi dal primo momento ed è questo che noi cominciamo e facciamo. Ringrazio i tanti medagliati olimpici che abbiamo insomma, Galtarossa è un nome, ma anche dalla Francesca, ma anche da tutti i nostri medagliati che ci danno veramente una grande mano per questo premio, perché la loro esperienza è un'esperienza, insomma, è un traguardo che hanno avuto nella vita importantissimo. Ecco perché abbiamo tutti i tasselli giusti nei posti giusti. È la Confcommercio e la Ascom di Padova quella che si è messa a capofila per questo premio letterario sportivo. E quindi anche la Regione, anche la Provincia, anche le istituzioni, se partecipano, ci permetteranno di far crescere questo premio in maniera importante. Ce lo meritiamo per il nostro impegno e per il nostro lavoro. Intanto ringrazio l'assessore Marcato, che verrò presto a bussare alla sua porta, perché abbiamo bisogno anche di sponsor per far crescere le cose. Grazie a tutti. Grazie Presidente Bertin. Silvia Dell'Uomo, vicepresidente del premio, vicepresidente vicaria dell'ASCO, ma comunque coordinatrice del premio e vera anima. Prego. Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie di essere qui. Sì, come diceva il mio presidente, siamo arrivati alla 9ª edizione, quindi un po' di storia cominciamo ad averla anche noi. Ed è una storia che ha incrociato le storie di grandi campioni sportivi, grandi giornalisti, grandi scrittori. Nel tempo abbiamo veramente incontrato delle persone magnifiche che ci hanno lasciato un segno nel cuore e regalato tante emozioni. In primis comunque abbiamo la possibilità di incontrare i nostri miti, di farli incontrare al nostro pubblico e questa è una cosa fantastica e oltretutto trasversale perché abbiamo avuto campioni di tutti gli sport e di tutte le generazioni. È una vera emozione, come dicevo, e abbiamo cominciato ad emozionarci subito, fin dalla prima edizione, quando abbiamo premiato Federica Lisi Bovolenta. Esatto. Per una bellissima biografia di suo marito, il grande pallavolista Vigor Bovolenta, purtroppo scomparso prematuramente, lasciandola con 5 bimbi, ma che adesso possiamo dire rivive in suo figlio Alessandro, che proprio in questi giorni ha debuttato in nazionale. Ma tutti i libri hanno una storia da raccontare. Bebe Vio, un concentrato di energia contagiosa che ha saputo valicare i limiti di una disabilità importante per diventare una vincitrice. O Irma Testa, nata in un quartiere dove i ragazzi si perdono e che invece ha avuto la fortuna di incontrare un vecchio allenatore di box che l'ha salvata dalla strada e l'ha fatta diventare una campionessa. E come non ricordare l'emozione che ci ha regalato Sinisa Mihajlovic, che non è potuto venire la sera della premiazione proprio per ragioni di salute, ma che si è collegato in diretta praticamente all'ultimo evento pubblico che lui ha potuto sostenere, che ci ha accolto con affetto quando siamo andati a Bologna a consegnargli il premio. Quindi insomma delle emozioni che restano, che ti arricchiscono anche come persona e quindi ogni anno si rinnova l'entusiasmo di incontrare Tardelli piuttosto che Franco Baresi, che è stato il nostro ultimo vincitore, o Panatta e tanti altri. Però il nostro premio, la storia del nostro premio, non è fatta solo di campioni sportivi, ma anche di grandi firme dell'editoria e del giornalismo italiano. Perché negli anni, per esempio, penso ad Angelo Carotenuto, giornalista di Repubblica, che ha scritto un libro delicato, bellissimo, La grammatica del bianco, che ha vinto con quel libro, che toccava
un argomento delicato come lo sport possa aiutare a superare dei disagi giovanili, quindi un argomento peraltro attualissimo. Penso ad Enzo Beretta, vincitore dell'anno scorso, che lui si occupa abitualmente di cronaca nera e con la stessa perizia di investigativa ha raccontato i 7 anni di Maradona al Napoli col suo bellissimo Re degli Ultimi. Penso a Marino Bartoletti, non ha bisogno di presentazioni, che è riuscito nel suo libro La cena degli dei a far sedere a tavola i nostri miti di sempre, di sport e non solo e di ogni epoca. Quindi insomma chiudo per esempio mi viene in mente anche Claudio Pallottini, attore della scuola di Gigi Proietti e scrittore, quindi incontriamo anche personaggi veramente autentici, come lo è il nostro premio, che ha scritto un bel libro che nel titolo racchiude già quello che dovrebbe essere lo sport, fair play. Quindi diciamo che è una grande galoppata ogni anno, ma che di libri belli che vincano o meno in 9 anni ne abbiamo ricevuti tantissimi. Sono porte che si aprono su mondi diversi, alcuni reali, alcuni di fantasia, ma hanno tutti qualcosa da dirci e da darci. Quindi tra la magia dei libri e l'incanto dell'Aula Magna che ci ospita e il nostro entusiasmo, il nostro premio va, la nostra avventura continua e chissà dove ci porterà. Grazie. Grazie Silvia, l'abbiamo un po' contingentata per i tempi, altrimenti Silvia ci avrebbe raccontato chissà quante altre cose del premio. Questa è la testimonianza che noi libri li leggiamo. Devo ringraziare solo anche l'università che ci ospita, come ha detto giustamente Silvia. Avremo uno spazio più tardi per l'università. Col premio. Rossano Galtarossa credo che non abbia bisogno di presentazioni, forse merita una presentazione però come presidente della giuria del premio, una giuria che praticamente ogni settimana si riunisce, d'accordo, ogni settimana puntualizza e così via. Con lui comunque all'interno del premio, ricordo, ci sono anche altri olimpionici, ok? Una ce l'abbiamo anche in sala, Francesca Bortolozzi, ok? E abbiamo anche Silvio Martinello che non è potuto venire stamattina. Rossano Galtarossa, presidente della giuria. Grazie, buongiorno anche da parte mia, è anche per me un onore essere in questa sala oggi per presentare un premio sul quale effettivamente noi crediamo sinceramente, quindi non sono parole di circostanza. Nona edizione, come diceva anche Silvia, tra l'altro Silvia è una delle più accanite lettrici. Ieri nella nostra ultima riunione in termini temporali per capire quali libri le mancavano ha fatto fatica perché effettivamente questo l'ho letto, questo l'ho letto, questo l'ho letto. Abbiamo quest'anno 60 libri che sono arrivati. Dall'anno scorso i vertici dell'organizzazione mi hanno proposto di fare il presidente della giuria tecnica, un ruolo che chiaramente mi ha onorato, ma di fatto siamo una squadra di 17 persone, spero che non ci sia nessuno scaramantico in questo momento, ma a noi non interessa, siamo una bella squadra, eterogenea per esperienze professionali di vita vissuta e quindi con la possibilità di valutare le opere che noi abbiamo a disposizione in maniera direi trasversale. Ci impegniamo a far sì che tutti i libri che scegliamo abbiano mediamente almeno 5 valutazioni. 60 libri, 5 valutazioni almeno significa che come minimo dobbiamo leggere almeno 300 libri, 300 volte. Okay? Lo facciamo con, mi sento di dire, con passione, con convinzione, mai con banalità. La conferma ne è l'ultima riunione della scorsa edizione dove gli animi si sono un po' accesi perché c'era una sorta di ex equo ed è stato impegnativo capire come tirare le fila di quella situazione, ma bello perché significava che c'era la voglia di portare sul podio dei libri che in quel momento vedevano una concomitanza di giudizio che però doveva essere dipanata. Ieri abbiamo fatto una riunione che è stata aggiunta a quello che è il nostro calendario iniziale perché ci siamo resi conto 10 giorni fa che avevamo bisogno di fare qualcosa in più, quindi negli impegni di tutti abbiamo deciso che era importante, la maggior parte di noi riesce a farlo in presenza, però chi non riesce per motivi personali di lavoro e quant'altro a venire nella sede di Ascom Padova, di solito si collega, quindi comunque c'è una partecipazione sempre capillare e di fatto questo ci permette di arrivare
come in questo caso la nona edizione, noi oggi non abbiamo nomi, titoli da fare perché stiamo facendo una scrematura progressiva, ma la nostra timeline ci porterà a fine di questo mese a decretare, e poi lo dichiareremo il 5 ottobre, mi sembra giusto, in un'altra conferenza stampa. Però in questo momento noi stiamo facendo una scrematura, quindi anche se ci obbligate dopo fuori non saremo in grado di dirvi chi sarà il vincitore, perché effettivamente stiamo decidendo le sorti di veramente delle opere interessanti. Quindi secondo me è importante ribadire questo. Abbiamo, lo vedete qui alle mie spalle, lo vedete insomma su tutto il materiale comunicativo, un nome importante. Memo Geremia è stato una persona fondamentale per lo sport nella nostra città, in Padova, ma non solo a mio avviso, che ha fissato dei valori che lo sport deve far suoi. Col passare del tempo a parole si continuano a ribadire, però poi con i fatti qualche volta si perdono. Noi sentiamo la responsabilità di mantenere fede a questi valori che sono onestà, etica di comportamento, la capacità di essere convinti di impegnarsi per qualcosa di importante. Per esempio faccio una piccola sintesi, che è normale per chi ha fatto sport, per chi fa sport, ma è un'attitudine a mio avviso di atteggiamento, di comportamento che serve in qualsiasi contesto, e quindi noi abbiamo questo nome forte, guardo qua perché io ho un monitor laggiù, ma insomma lo vedete qui dietro, abbiamo un nome importante che vogliamo onorare veramente con la serietà del piccolo contributo che noi possiamo dare quando ci riuniamo e quando poi a casa, insomma nei nostri spazi, prendiamo i libri che ci siamo portati con noi, li leggiamo, li valutiamo. Dall'anno scorso abbiamo integrato anche, visto che c'era stato qualche caso di ex aequo, un'ulteriore modalità di giudizio che è, oltre alla qualità dell'opera che abbiamo a disposizione, anche l'attinenza al premio, perché abbiamo avuto delle opere con valutazioni importanti di qualità che però per quello che proponevano magari non erano perfettamente attinenti al premio, quindi al premio letterario sportivo Memo Geremia, e quindi in quel caso sono state, diciamo, sul filo di lana magari superate da altre. Ci stiamo dando una serie di criteri sul quale siamo molto uniformi e convinti di doverli rispettare, e mi sembra che lo stiamo facendo con la giusta serietà che serve. Quindi noi siamo sereni che anche quest'anno, per la nona edizione, il 27 ottobre, festeggeremo veramente 4 titoli importanti. Grazie. Bene. Grazie. E anche a Rossano. Sconsiglierei appunto di mettere Rossano alle strette per chiedergli i nomi, vista anche la fisicità, per cui di conseguenza non è consigliabile. Tra un pochino avremo un filmato, d'accordo, ma dove noterete che il luogo poi dove si concentra l'attenzione del premio è l'aula magna dell'università. Io allora chiamerei Antonio Paoli, prorettore, a dire appunto come l'università si interseca con il premio. Grazie, innanzitutto sono felice dell'organizzazione di oggi, nel senso che 3, uno alla volta, così almeno non sono vicino a Rossano, che mi mettete sempre vicino a Rossano e non faccio una gran figura come altezza, e ci rimetto. Allora voglio dire che chiaramente l'università è sempre stata accanto al premio, e devo dire che personalmente io sono diventato delegato del rettore con il professor Rizzuto nel 2015, e dal 2015 sono sempre stato presente al premio e dal 2016 nella giuria, e l'ho visto crescere. E sono veramente felice che l'organizzazione mi coinvolga ogni anno per una serie di motivi. Il primo è un motivo personale, perché non solamente per il mio incarico come prorettore, ma io sono un uomo di sport, pur non essendo di risultati come Francesca e come Rossano. Sono stato un mediocre sportivo, assolutamente mediocre. Quando ho capito che non sarei mai stato un campione, passo dall'altra parte e studio lo sport. Quindi io nella vita ho studiato lo sport. Poi perché si parla tanto di sport in Italia, ma si parla male, quindi c'è bisogno di più Memo Geremia. Un modo potrebbe essere più Memo Geremia, più premio Memo Geremia, perché si parla di sport ad alto livello, si parla dei campioni, ci si dimentica di tutto quello che c'è dietro, ci si dimentica delle storie che stanno dietro ai campioni, si dimentica anche tutti quelli che fanno dello sport una delle pilastri della propria vita, dal punto di vista, si è parlato di educazione.
giustissimo, lo sport educa, si parla della fragilità dei giovani d'oggi e io la tocco con mano all'università, questi ragazzi fragili che dicono che hanno troppa pressione, che non sono abituati a fallire. Ecco, se una cosa che lo sport insegna è che il fallimento fa parte della vita. Non penso che Rossano, Francesca, parlo di 2 campioni, scusatemi gli altri, magari altri sportivi eccellenti, abbiate sempre vinto. Avete perso. Michael Jordan diceva, insomma, io mi ricordo, tutti parlano delle vittorie o dei tiri che ho segnato, ma quelli che ho sbagliato sono altrettanto importanti. Ecco, lo sport insegna questo, insegna a sbagliare, a fallire, a cadere, a capire dove abbiamo sbagliato e ripartire. Le storie che il premio Memo Geremia porta avanti sono anche queste storie qui, di campioni o anche di non campioni, storie di sport che insegnano che lo sport è un modo di dire, una palestra di vita. Ecco, nei ragazzi di oggi, quelli che io vedo all'università, i miei studenti, riscontro una fragilità che forse se avessero praticato più sport, più seriamente, non ci sarebbe, perché lo sport insegna questo. Quindi il premio Memo Geremia trasmette proprio questo, trasmette queste storie, ma trasmette anche il fatto che si può parlare di sport a un livello più alto, che non sia quello di raccontare la partita, di raccontare un campionato, di raccontare un evento sportivo, ma di raccontare tutto quello che sta dietro alla facciata scintillante dello sport di alto livello. Perché vi dico questo? Perché durante il Covid l'attività sportiva è stata dichiarata non essenziale. Questo vi fa capire la cultura dello sport in Italia, non essenziale. Un momento di aggregazione, di socialità, di educazione, di mettersi alla prova non essenziale, e adesso stiamo vedendo i danni di questo concetto. Quindi al di là del premio, che è sicuramente importante, al di là dei nomi che sono sicuramente importanti, si li ha nominati, non voglio tornare, quello che è importante sono tutte le storie raccontate in questi libri, ma anche tutte quelle non raccontate. Ecco, secondo me la forza del premio Memo Geremia è portare alla ribalta le storie raccontate, ma anche lasciare intuire tutte le storie non raccontate delle centinaia di migliaia di persone che fanno sport e che ci permettono, con un paese dove la cultura sportiva è così bassa, di avere comunque risultati che abbiamo a livello mondiale. E vi assicuro, non è perché abbiamo un governo che investe nello sport, ma perché abbiamo persone, abbiamo volontari, abbiamo passione e come italiani ci reinventiamo sempre. Grazie. Grazie professor Paoli. Siamo quindi in chiusura, tra un po' appunto avremo il filmato. A me non resta che ringraziare tutti gli intervenuti, i consiglieri regionali che ci hanno onorato della loro presenza, e via col filmato, e grazie ancora, e ricordo fine ottobre la serata conclusiva del premio Aula Magna dell'Università di Padova. Grazie. Thank you.